Ecco le ultime immagini che riprendono Giancarlo Antonello, l'81enne di Castello di Godego, scomparso lo scorso 23 febbraio dall'ospedale di Portogruaro, dove era stato curato dopo una brutta caduta. L'uomo, lo ricordiamo, si divideva tra il comune del Trevigiano e Pramaggiore, dove vive la compagna. Sarebbe dovuto rimanere sino al giorno seguente in osservazione, ma è uscito dal nosocomio del veneziano ed è sparito. Queste sono le immagini che lo riprendono all'uscita dall'ospedale. È evidente la fasciatura sulla testa, si nota la sua incertezza, ma fondamentale alle ricerche potrebbe essere la persona che state vedendo che ha incrociato Antonello poco dopo l'uscita dall'ospedale, come conferma la presidentessa di Penelope Veneto che sta seguendo la famiglia. Si vede benissimo che lui, che aveva preso una direzione, incontra e parla con una persona che sembrerebbe un uomo e poi cambia immediatamente direzione e prende la direzione di Concordia Sagittario, che è poi il luogo dove c'è stato questo avvistamento delle ore 1:30 di notte del 24. Quindi se questa persona si è riconosciuto nel video, ha riconosciuto la circostanza e l'incontro con Giancarlo, noi chiediamo che si faccia viva. Cominciano già ad arrivare ai carabinieri segnalazioni di avvistamenti, tra questi una parrebbe attendibile, sempre nella zona tra Portogruaro e Concordia Sagittaria. Di un gruppo di ragazzi che stava facendo una partita di calcetto e pare avesse notato un anziano con una fasciatura sulla testa passare velocemente vicino al campo in bicicletta. Qualcuno ha notato la scomparsa di una bicicletta fra la notte del 23 e del 24? L'appello è rivolto a chiunque possa aver visto, notato, incrociato Giancarlo Antonello in quelle fatidiche ore.